Avviso di raccomandata non recapitato. E pensi, Ma possibile che un postino arrivi con una raccomandata da firmare sempre l'attimo dopo che sei uscito di casa? lo fa apposta. Infatti dovrebbe chiamarsi appostino. E ti ritrovi con sto foglietto in mano dove c'è scritto solo avviso di giacenza, ritiro a partire dalle 10:30 di domani. E pensi, vabbè dai, andremo domani. Sì, ma 22 ore e mezza di attesa sono lunghe, e inevitabilmente i pensieri ti vengono. La prima cosa a cui pensi, dici, una multa? Un'altra. Cioè, ho capito che il comune deve far cassa, ma ritrovarmi anche un autovelox in bagno, anche no, Forse delle tasse non pagate? Ah, beh. Beh, col mio commercialista potrebbe essere, mi manda gli F24 da pagare a 5 minuti dalla scadenza. Il mio, guarda, ruba ai poveri per dare ai ricchi. Lo chiamo Robin Hood. E così, mentre hai passato tutta la giornata, a passare in rassegna i motivi di questo avviso, Alle 4:17 del mattino dopo sei arrivato alla conclusione che si tratti di un atto giudiziario. Qualcuno ti ha denunciato. Ma chi? Chi? Forse la signora a cui al bancone gastronomia serviamo il 25 hai rubato il posto? O forse quel mozzicone di sigaretta che hai gettato a terra ha provocato un incendio terribile. Oppure... Sì, ma un mozzicone di sigaretta elettronica. Sì, oppure c'è stato uno scambio di persone e c'è un sosia tuo che fa il serial killer e adesso verrai arrestato e condannato per omicidio. Per omicidio? Tu, che non faresti male neanche a una mosca. Una mosca. Ma che mosca? Ma se quando hai le formiche a casa le porti fuori uno a uno e dici tornate a trovarmi, la prossima volta vi faccio trovare dei biscotti sbriciolati e della Nutella. E così dopo tutti questi pensieri ti vedi già in tribunale, davanti al giudice, senza avvocato, con la bocca secca, impastata. Signor giudice, io sono innocente. Io quel giorno E cerchi di ricordarti che cosa hai fatto quel giorno. Quel giorno? Ma se non ti ricordi nemmeno che cosa hai fatto ieri? Perché sei entrato anche tu in quella fase della vita ormai in cui... Come si chiama quell'attrice che ha fatto quel film? Quella che diciamo sempre che assomiglia a quella quella sfidanzata di quella che viene in palestra da te. Una vita in carcere. Anzi, nemmeno in carcere. Ti hanno sbattuto direttamente ai lavori forzati. Nei campi di cotone, che racconti sulle note di uno spiritual al tuo compagno di catene quello che ti è successo. Oh, God is my Lord. Boom. Oh, God is my Lord. Boom. Capisci? Io avevo solo ricevuto un avviso di raccomandata e mi trovo qui a fare una vita da galeotto. E il tuo compagno, un gigante nero di 2,03 m, ridendo sarcastico. E adesso andiamo a fare la doccia! No! Ecco, questo è lo stato d'animo con il quale sei entrato all'ufficio postale, esattamente alle 10:30, l'orario che ce l'ha scritto sull'avviso. E adesso sono le 11:15 e la coda, che non avevi calcolato, non si è mossa di 1 centimetro. E sei distrutto, sfinito. E guardi gli impiegati che si muovono come bradi. Oh, e allora, muovetevi, oh! Ma qui c'è in ballo la vita di una persona! Ma finalmente vedi la luce! Pip 172, sei tu! Oh, ecco qua. Buongiorno. Buongiorno. Tenga, questo è l'avviso. Vediamo un po'. È grave? Non lo so, adesso vediamo un po', signor Abdullah. Ma Abdullah non sono io. E come no? C'è scritto qua, qui c'è scritto signor Abdullah. Ma lei vuole dirmi che io non dormo da 24 ore per una raccomandata che non era neanche per me? Ma è una giornata bellissima! Ma senta, ma vuole portargliela lei al signor Abdullah? Ma chi se ne frega? No! Amici, sempre da
spazio Chorus, da Chorus dove trasmettiamo. Guarda che popò di divano che abbiamo a disposizione oggi. E ringraziamo in particolare Holic. Holic Studio, i ragazzi di Holic che sono dall'altra parte, guarda, dall'altro côté. Anche tu sei dall'altro côté. A côté de moi, tu sei a côté de moi invece. Ok.